sono Giovanna, faccio parte dell'associazione ETCity Venezia. Siamo una delle associazioni che hanno avviato la portineria di quartiere di Mestre in via Piave. Questo progetto della portineria di quartiere nasce dalla volontà di essere un punto di riferimento nel quartiere per una serie di piccoli servizi, per dare anche delle informazioni utili, per essere al tempo stesso anche un luogo di ritrovo e di ascolto per chi ne avesse bisogno e al tempo stesso, avendo la fortuna di avere anche una piccola corte esterna, poter pensare anche di essere una sorta appunto di corte di vicinato nelle giornate che lo permettono, di stare anche assieme, quindi da un lato fornire dei servizi ma dall'altro anche accogliere le persone. Questo nasce un po' dall'idea che c'è sempre stata, no, del portinaio del palazzo, e in questo caso invece è stata espansa l'idea del quartiere, no? Che non sia relegato a un singolo edificio, ma che le persone che abitano, lavorano, vivono in questo quartiere si possano rivolgere liberamente. L'augurio che faccio a questa portineria è di continuare a essere aperta e accogliente per le persone che hanno bisogno, di essere riconosciuta nel quartiere come un punto di incontro, ma anche di aggregare le realtà che in questo quartiere già sono attive o che si vogliono attivare, quindi sia singoli cittadini che associazioni, gruppi e comitati, per unire le forze e soprattutto stare vicino alle persone più fragili o alle persone che hanno bisogno di più cura, di più attenzione.